Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Il rumore degli applausi cominciò a scemare e una sorta di inquietudine calò sul pubblico quando una processione di maschere del teatro sfilò lungo il corridoio centrale con le braccia cariche di fiori. Quel gesto grandioso, in un momento così pubblico e inappropriato, turbò i viennesi, di natura assai riservati. Mi pareva quasi di sentirli chiedersi chi avesse osato interrompere la prima al Theater an der Wien con tanta ostentazione. Soltanto l'eccesso di zelo di un genitore avrebbe potuto giustificare un simile gesto, ma sapevo che i miei erano troppo cauti per osare tanto. Forse il passo falso era stato opera della famiglia di un altro attore della compagnia? Man mano che le maschere si avvicinavano al palcoscenico, mi accorsi che non portavano fiori qualsiasi, ma squisite rose di serra. Una dozzina di bouquet. Quanto poteva costare una simile abbondanza di rari boccioli rossi? Mi domandai chi potesse permettersi quella ricchezza in un'epoca simile. Le maschere salirono la scala e capii che erano state incaricate di consegnare i fiori al destinatario proprio davanti al pubblico. Non sapendo bene come gestire quella violazione del decoro, lanciai un'occhiata agli altri attori che sembravano perplessi quanto me. Il direttore di scena gesticolò cercando di fermare le maschere, ma dovevano essere state pagate profumatamente perché lo ignorarono e si schierarono davanti a me. Una a una mi consegnarono i bouquet finché non fui in grado di reggerli. A quel punto li adagiarono ai miei piedi. Sentivo lungo la spina dorsale gli sguardi di disapprovazione dei miei compagni di scena. La mia carriera teatrale poteva arrivare all'apice o precipitare a seconda dei capricci di quei venerabili attori. Con poche parole ben studiate potevano buttarmi giù dalla vetta e rimpiazzarmi con una qualunque delle tante giovani attrici che si accapigliavano per quella parte. Sentivo di dover rifiutare quei fiori. Il sipario calò. Gli altri attori mi lanciavano sguardi interrogativi e io scrollai le spalle, scossi la testa, nella speranza di esprimere così la mia perplessità e disapprovazione per quel gesto. Dopo aver ricevuto una pioggia di complimenti, tornai al mio camerino e mi chiusi dentro. Tirai fuori la busta nascosta tra i fiori del bouquet più grande e la aprii con le forbicine da unghie. Ne estrassi un pesante cartoncino color crema bordato in oro. Lo avvicinai alla lampada sulla mia toeletta e lessi. Ad un indimenticabile Sissi. Suo Friedrich Mandl. Ma chi era questo Friedrich Mandl? Il nome mi suonava familiare, ma non riuscivo proprio a collocarlo. La porta del camerino vibrò ai colpi di una bussata perentoria. Signorina Kissler? Era Else Lubig, veterana camerinista delle star di ogni produzione del Theater an der Wien degli ultimi 20 anni. Che bellissimi fiori, signorina. Posso chiederli chi li ha mandati? Sorrisi porgendole il biglietto. Un certo Friedrich Mandl. Lei non disse nulla, ma il fiato che le si mozzò in gola fu molto eloquente. Che cosa sa di lui? In molti sensi, grazie alla miniera di segreti che custodiva, era la persona più potente di tutto il teatro. Il signor Mandl è il proprietario della Hirtenberger Patrone Fabrik. È una ditta che produce munizioni o altri armamenti militari, signorina. Lo chiamano il mercante di morte. Di famiglia ebrea e facente parte dell'alta borghesia viennese, città dove Hedy era nata e vissuta, il padre, ma soprattutto la madre, non avevano preso di buon grado l'exploit cinematografico della figlia nel film Estasi, dove Hedy appariva in una scena di nudo.
Quel fatto aveva attirato sulla giovane e bellissima figlia una sorta di leggero scandalo, erigendola a nome sulla bocca di tutti, in men che si potesse dire. Ben altro futuro avevano pensato per lei mandandola a studiare in una scuola privata per signorine alto borghesi. Una sera, tornando da teatro, Hedy trovò la casa invasa da dozzine di rose rosse. Subito capì che solo Mandel poteva aver compiuto quel gesto, che peraltro lei trovò abbastanza impertinente. «Sembra che tu abbia un ammiratore, Hedy», disse la madre. «Sì, mamma». «Che cosa avrai mai fatto per incoraggiare una simile esagerazione?» «Niente, mamma, io non ho neppure mai incontrato quest'uomo». «Ma perché un uomo dovrebbe regalarti delle rose se non gli hai dato nulla in cambio, se neppure lo conosci? Forse quest'uomo ha visto il tuo vergognoso estasi e ti ha preso, forse, per una donna dissoluta?» Papà intervenne piuttosto brusco. «Ora basta!» «Forse è stato un dono per la sua interpretazione, Trude. Il nome di mia madre era Gertrude e papà usava quel diminutivo quando cercava di ammorbidirla. Lei rimise a posto un capello ribelle nell'acconciatura perfetta, quindi si alzò, raggiunse lo scrittoio dove era appoggiato il bouquet con il biglietto, prese il tagliacarte d'argento e aprì la busta color crema. Lesse ad alta voce: «Gentili signori Kistler, ho avuto la fortuna di vedere vostra figlia interpretare l'imperatrice Elisabetta 4 volte in quest'ultima settimana e mi congratulo con voi per il suo talento. Sarei felice di fare la vostra conoscenza, chiedervi il permesso di far visita a vostra figlia. Se lo riterrete accettabile, potrei venire a casa vostra questa domenica sera alle 6, l'unica sera in cui il teatro è chiuso. Saluti, Friedrich Mandel». Il silenzio scese sul salotto di casa Kistler. Benché irritati dal gesto plateale di Mandel, così come del resto aveva irritato Hedy, dopo una lunga riflessione, il padre cominciò un ragionamento a voce alta sulla situazione politica europea di quegli anni. Il cancelliere austriaco Dollfuss, Mussolini e Hitler, che proprio pochi mesi prima era sceso al potere in Germania. Ma soprattutto l'accento di quel monologo paterno si posò sulle note politiche antisemite, ben chiare nei propositi hitleriani. La malcelata paura che rifiutare un tale invito potesse rivoltarsi contro la loro figlia e verso di loro, in quanto ebrei, ebbe il sopravvento sulla borghese e pudica famiglia viennese, che reputò estremamente opportuno per la figlia accettare quell'invito. Se qualcuno non l'avesse ancora capito, questa lettura è dedicata ad una diva di straordinaria bellezza ed eccelsa intelligenza di nome Hedwig Kistler, in arte Hedy Lamarr, cognome scelto in omaggio a Barbara Lamarr, grande attrice del cinema muto. Inutile dire che dopo poco tempo Mandel riesce a conquistare la giovane e bellissima attrice viennese fino a diventarne il marito. Un rapporto curioso il loro. Uomo estremamente geloso, Mandel cercò inutilmente di acquisire per distruggerle tutte le copie dello scandaloso film del 1933, Estasi, in cui, come già detto, la splendida Hedy appariva completamente nuda. Ma quel che era peggio, da ottimo imprenditore, frequentava, benché anche lui di origine ebraica, in maniera assidua il Führer e il suo entourage, cercando di convincere Hermann Göring ad affidargli le commesse per la fornitura di acciaio alla Germania. Nei 7 anni successivi Hedy si adatta alla vita, puramente ornamentale, che le impone il marito. Lui la porta ovunque, purché se ne stia lì, zitta e buona, a farsi ammirare. Le tocca persino accettare i convenevoli di Hitler, che in questa occasione non si cura tanto che sta baciando le mani di un'ebrea, e a fare buon viso quando Mussolini le accomoda la sedia. Aver cenato suo malgrado con Hitler non cambia il suo status. È ebrea e in Germania gli ebrei sono perseguitati. Si deve scappare. Ci riesce, infine, nel 1937, quando, abbandonato il marito, rivelatosi disposto a sacrificarla sull'altare dell'antisemitismo, riesce a raggiungere l'Inghilterra e poi gli Stati Uniti d'America. Inizia una nuova vita. E che vita! Plausibilmente quella che si addice ad una donna che ha avuto in dono della vita cotanta bellezza, accompagnata da una straordinaria intelligenza.
In America diventa in breve tempo un'icona di bellezza, il cui volto incantevole, si dice, abbia ispirato Walt Disney e i suoi disegnatori nella creazione della celeberrima Biancaneve. Sono veramente tanti i film che a partire dal 1938 vedono la nostra eroina protagonista e citarli tutti sarebbe estremamente lungo, ma menzionarne qualcuno mi sembra che sia doveroso. Un'americana nella Casbah con Charles Boyer, Questa donna è mia con Spencer Tracy, Corrispondente X con Clark Gable, Vieni a vivere con me con James Stewart, Le fanciulle delle follie con James Stewart e Lana Turner, La mia spia preferita con Bob Hope. E molteplici altri titoli, ma la lista è troppo lunga, anche se meriterebbero tutti di essere nominati. Ma cosa contraddistingue questa diva da tante sue famose colleghe? Parafrasando un film della stessa epoca che vedeva protagonista Lana Turner, Madame X, potremmo rivolgerci a Hedy Lamarr come Madame W come wireless. Ovviamente qualcuno si chiederà cosa può avere a che fare una diva degli anni 40 con una delle innovazioni tecnologiche più avanzate degli anni 2000. Hedy, appassionata di ingegneria, negli anni americani, infatti, tra un film e l'altro, non smetterà mai di lavorare a un'idea nata ascoltando le conversazioni sulle armi del suo ex marito Mandel e i suoi amici, quando nessuno di loro badava a lei, l'unica donna della stanza. Un'idea che sarà la sua lotta e la sua missione. Un sistema di trasmissione radio che incredibilmente si sarebbe rivelato la base per la tecnologia wireless. Sfruttando le sue conoscenze sulle tecnologie belliche, acquisite durante la sua partecipazione alle riunioni nel castello di Mandel, Hedy Lamarr sviluppa con George Antheil, compositore di Hollywood conosciuto per caso ad una festa, una sofisticata apparecchiatura crittografica. Non è l'immagine più poetica, ma grazie a delle splendide rose ricevute nel 1933, Hedy inventa un nuovo straordinario sistema di comunicazione utilizzato con l'intenzione di guidare i siluri verso i loro bersagli in guerra. I due chiamarono la loro invenzione SCS, Secret Communication System, che a tutti gli effetti è il progenitore del Frequency Hopping Spread Spectrum. Il sistema prevedeva l'uso del salto di frequenza tra le onde radio, con il trasmettitore e il ricevitore che saltavano insieme su nuove frequenze. Ciò impediva l'intercettazione delle onde radio, consentendo così al siluro di trovare il bersaglio previsto senza essere intercettato dal fuoco nemico. Il sistema è diventato la base della moderna tecnologia telefonica GSM, perché è in grado di garantire la privacy delle comunicazioni tra utenti. Le invenzioni sono facili per me, dice la Lamarr con l'accento austriaco in Bombshell, film dedicato alla sua vita nel 2017 dalla regista Alexandra Dean. Non devo lavorare sulle idee, vengono naturalmente. Ciò che non è stato naturale per Lamarr, tuttavia, è stata la notorietà e il compenso che meritavano le sue idee. Lamarr non ha visto un centesimo dall'industria multimiliardaria a cui la sua idea ha aperto la strada, anche se le forze armate statunitensi hanno pubblicamente riconosciuto il suo brevetto di salto di frequenza e il contributo alla tecnologia. Il successo dell'idea di Lamarr non arrivò nel momento giusto. Il rifiuto della Marina Militare, motivato anche dal sesso e dalla provenienza dell'inventrice, gettò l'SCS nel dimenticatoio per quasi 20 anni. È solo durante gli anni 50, infatti, che l'esercito cominciò a comprenderne il reale valore e nel 1962 venne usato per la prima volta con il nome di CDMA. Il brevetto era scaduto da 3 anni. Il sistema venne successivamente migliorato e declassificato per l'uso civile. Negli anni 80 l'invenzione di Hedy Lamarr ottiene un successo globale. I riconoscimenti, però, arrivarono soltanto negli anni 90, pochi anni prima del suo decesso. Che storia assolutamente affascinante questa di Hedy Lamarr. Un'intelligenza da Nobel accompagnata da una bellezza da dea che oscurò i meriti di una delle invenzioni più importanti della storia. Furba, brillante, ribelle, fece tutto il possibile per non piegarsi totalmente alla volontà di chi la vedeva soltanto come un oggetto da collezione. Continuò a coltivare la sua passione per la matematica nonostante gli schemi in cui si era rinchiusa.
Purtroppo, come spesso accade nella vita di persone così geniali, l'epilogo della vita di Hedy Lamarr non fu altrettanto splendente. Negli anni 70 la carriera cinematografica di Hedy Lamarr era ormai alla fine. Riceveva poche proposte e spesso per film piuttosto scadenti. Nel 1981 si ritirò dalla vita pubblica e si trasferì in Florida. Si sottopose a diversi interventi di chirurgia plastica, sviluppando una certa ossessione per l'impossibilità di conservare la bellezza di un tempo a causa dell'invecchiamento. Si isolò sempre di più. Trascorreva la maggior parte del tempo in casa, non aveva quasi contatti di persona con amici e familiari, ma in compenso trascorreva molte ore al telefono per conversare con i suoi conoscenti. Morì il 19 gennaio del 2000 a causa di alcuni problemi cardiaci. Le sue ceneri furono disperse nella selva viennese, in Austria, dove era nata 85 anni prima. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.